benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Catania, quinta notte di fuoco, ora si spara anche in provincia. A Paternò, feriti 2 giovani. In città, colpi di pistola in area nel quartiere San Giovanni Galermo. Al TG Sicilia il procuratore Curcio: è una guerra di mafia per contendersi le piazze di spaccio, un fatto economico, dice. Forte la nostra risposta, più questi sparacchiano, più si impiccano con le loro mani. Il sindaco di Catania, Trantino: la città non gli appartiene. Medico aggredito a Saponara, nel Messinese, dovrà essere operato al viso in ospedale. La cittadina sotto shock, lo studio è lo stesso dove 30 anni fa un paziente ha ucciso il suocero del dottore ferito ieri. Dopo la chiusura del sito sessista indagano le procure, già aperta intanto una class action delle donne oggetto dei commenti offensivi, ma ci si chiede: i gestori del sito e gli utenti complici pagheranno? Controesodo con caldo e tempo incerto sulle strade, traffico da bollino rosso stamane e per tutto domani. Turismo in Sicilia, molto bene Taormina, Cefalù, San Vito Lo Capo, calo d'agosto a Palermo. All'Etna Forum di Raganna il governatore Schifani non fa passi indietro sull'autorità portuale, non può guidarla, conferma Annalisa Tardino. Ad Agrigento Fiorella Mannoia, in concerto, tra gli applausi per i suoi successi, denuncia la violenza sulle donne e inneggia alla Palestina libera. Calcio, stasera torna in campo il Palermo, si fa male, Bardi, esordio tra i pali per Joronen, trasferta in Campania per il Catania, impegnato a Cava dei Tirreni, convocato il neoacquisto Caturano. C'è una drammatica ultima ora a Catania, un posteggiatore della zona di Corso Sicilia è stato ucciso stamattina, accoltellato a morte mentre si trovava in strada all'interno del parcheggio del supermercato Lidl in Corso Sicilia. Il responsabile sarebbe un cittadino straniero che si è dato alla fuga ed è ricercato dalle autorità. Sul luogo del delitto si sono precipitati anche i soccorritori del 118 che hanno trasportato la vittima al Policlinico di Catania, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, però per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare. Un posteggiatore di Corso Sicilia ucciso stamane a coltellate. A Catania continua intanto la sconcertante sequenza di sparatorie notturne. L'ultima, la quinta consecutiva in città, la notte scorsa in via Adone a San Giovanni Galermo, e stavolta i colpi sono stati tirati in aria. Ma sempre la notte scorsa un'altra sparatoria c'è stata alla periferia di Paternò. 2 giovani sono rimasti feriti. Un fenomeno dilagante che preoccupa la città, che si chiede: che cosa sta succedendo? Come reagiscono le forze di polizia e la magistratura? Ecco le risposte del procuratore di Catania Curcio, intervistato da Luca Ciliberti. A Catania è in corso uno scontro che riteniamo con ogni probabilità, con grande probabilità, tra diverse organizzazioni mafiose che si contendono il territorio e in particolare si contendono le piazze di spaccio. Quindi la droga è l'interesse preminente di queste organizzazioni, in cui una vuole dimostrare all'altra di controllare la maggior parte del territorio e quindi vendere più droga. È un fatto economico in relazione al quale pochi guadagnano milioni di euro, mentre gli altri, quelli che vanno sparacchiando in giro, sono la carne da macello. Il fenomeno ci è ben chiaro, le indagini sono in pieno svolgimento, c'è un grande impegno da parte delle forze di polizia, della magistratura, e la risposta sarà sicuramente molto forte. Devono sapere che più si muovono sul territorio svolgendo queste scorribande, più lasciano tracce
più acquisiamo elementi sul loro conto, più si impiccano con le loro mani. E tanto più in tempi rapidi riusciremo a dare una risposta importante e significativa. Così il procuratore Curcio al TG Sicilia, anche il sindaco di Catania, Trantino, è intervenuto su queste sparatorie notturne che preoccupano molto la città. Ascoltiamolo. In queste ultime sere si sono registrati più episodi che destano l'inquietudine di molti catanesi. Sono stati esplosi più colpi di pistola all'indirizzo di sala cinesche di esercizi commerciali. Non ho idea di quale possa essere l'origine, ma è facile ipotizzare si tratti di attività di contrasto all'interno di gruppi di criminalità organizzata. Catania non appartiene a questi soggetti e io mi fido assolutamente, ciecamente, dell'operato delle forze dell'ordine di signor Prefetto e sono certo ci sarà presto una pronta reazione. Un medico aggredito a Saponara nel Messinese. La vittima, ricoverata al Policlinico di Messina, sarà operata con un intervento maxillofacciale. La cittadina è sotto shock anche perché lo studio è lo stesso dove 30 anni fa era stato aggredito il suocero del medico, che poi è stato ucciso da un paziente. Orazio Longo. E caccia all'uomo a Saponara nel Messinese per cercare di capire chi possa essere l'aggressore del dottor Aldo Panarello. Tra le ipotesi anche quella che non esclude il fatto che non si tratti di persona del luogo ma di qualcuno venuto da fuori paese. L'uomo, che avrebbe agito mezzo nascosto dalla visiera di un cappellino calato sul volto, sarebbe stato incrociato da alcune persone ma non sarebbe stato riconosciuto. Lo stesso dottor Panarello non lo avrebbe riconosciuto durante l'aggressione subita nel suo studio medico, che si trova in una via centrale di Saponara. L'aggressore si sarebbe introdotto di nascosto nei locali e lo avrebbe improvvisamente e violentemente aggredito con pugni, calci e schiaffi, provocandogli fratture alla spalla e alla mandibola, tanto da richiedere un complesso intervento maxillofacciale nei prossimi giorni al Policlinico di Messina. Da capire il perché di un'azione del genere. I carabinieri di Messina stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona. Lo studio medico è lo stesso che l'1 agosto del 1995 fu teatro di un'altra aggressione al dottor Vittorio Meli, suocero di Panarello, ucciso da un paziente convinto di una cura sbagliata. L'omicida si tolse la vita alcuni anni dopo. Saponara è sotto shock. Panarello, oltre che medico di base, è stato sindaco per alcuni anni del piccolo paese. L'attuale primo cittadino, Giuseppe Merlino, ha espresso solidarietà e condannato il vile gesto. Sono riprese all'alba nel mare dell'isola di Salina le ricerche della turista romana di 85 anni dispersa da ieri pomeriggio dopo che si era tuffata in mare dal gommone nel quale si trovava con il marito. Dopo il ritrovamento della maschera e del tubo per respirare in uno scoglio vicino al faraglione di Pollara, le ricerche si erano concentrate in quella zona con esito però negativo. La coppia originaria di Roma, nonostante l'età avanzata di entrambi, marito e moglie, amava godere delle bellezze del mare delle Eolie anche facendo snorkeling. A Sommatino, nel Nisseno, una donna è riuscita a sfuggire all'ennesima aggressione del compagno lasciando in casa il figlio di pochi mesi. Chiamando subito il 112, i carabinieri sono entrati in casa, hanno messo in sicurezza il piccolo e poi hanno immediatamente arrestato l'uomo che aveva con sé armi e droga. Dopo la chiusura del sito sessista, indagano le procure. Aperta intanto una class action dalle donne oggetto di commenti offensivi. Ma ci si chiede, i gestori del sito e gli utenti complici pagheranno? Ecco le ipotesi di reato a loro carico, ce le racconta Eva Spampinato. Non si può cantare vittoria. La chiusura del sito sessista che pubblicava foto rubate di donne, incluse giornaliste, attrici e politiche, senza il loro consenso, non implica automaticamente che gli artefici di questi reati verranno puniti. L'interpretazione della normativa di riferimento distingue tra hosting provider attivo e passivo. La differenza della responsabilità del provider passivo è che, essendo un canale immediato, automatizzato, senza un ruolo del mediatore,
non incorre immediatamente in responsabilità, ma la sua responsabilità potrà essere configurata solo successivamente alle segnalazioni sia degli utenti sia delle competenti autorità, e solo in quel caso anche l'hosting provider può essere ritenuto responsabile. Per risalire alle vere identità di provider e utenti che fomentavano la violenza sessuale digitale, parlando dei corpi delle donne come oggetti o peggio ancora come pezzi di carne su cui poter immaginare di fare le cose più disgustose, occorre tempo e occorrono denunce dettagliate. Le procure sono al lavoro, così come la polizia postale. Anche qui a Catania abbiamo ricevuto alcune denunce di questo tipo. La denuncia tempestiva dà l'opportunità agli investigatori di intervenire tempestivamente per la rimozione del contenuto e per l'identificazione degli autori. Il sito pica.net esisteva da 20 anni e c'era chi denunciava almeno dal 2019. L'amministratore, un italiano che vive in Bulgaria, il fatturato oltre 1 milione di euro all'anno. Ma il meccanismo di scatole cinesi rende ancora più difficile risalire ai colpevoli che potrebbero incorrere in vari reati. Dalla diffamazione alla violazione della privacy, revenge porn, al vilipendio delle cariche dello Stato. Mentre da Milano parte una class action contro Facebook guidata dall'avvocato Bernardini De Pace, chiudere i gruppi purtroppo non ferma la violenza online, occorre rafforzare l'educazione di base. Weekend di controesodo, sempre caldo, malgrado il tempo incerto, bollino rosso sulle strade in Sicilia questa mattina e per tutto domani. Per il turismo arrivano i primi bilanci, molto bene Taormina, Cefalù, San Vito Lo Capo, calo invece d'agosto a Palermo. Marco Gullà. L'estate sta finendo e arrivano i bilanci sul turismo in Sicilia, una stagione positiva per molte città, anche se non ci sono solo luci e non mancano le ombre, come per Palermo. Un inizio importante, poi, come sottolinea Federalberghi Palermo, arriva il calo di agosto. Abbiamo anche vissuto una frenata del turismo, un calo medio su Palermo del 10% di presenze rispetto all'anno scorso. È un dato che non possiamo ignorare, che non abbiamo voluto ignorare e che per noi rappresenta un campanello d'allarme, ma al tempo stesso comunque siamo fiduciosi per settembre, dove gli eventi e il turismo congressuale stanno portando già segnali incoraggianti. L'allarme sicurezza ha probabilmente inciso sul calo estivo nel capoluogo siciliano. Bene, anzi benissimo Taormina, la cittadina messinese attira un turismo d'élite. Taormina ha passato un'estate sicuramente positiva, abbiamo avuto dei buoni numeri nei mesi precedenti all'estate come maggio, aprile, maggio, giugno. Luglio si è consolidato, agosto è andato pure bene con un tasso di occupazione vicini al 95%. E quello che ci conforta di più è sapere che settembre e anche ottobre sono 2 mesi previsti in forte recupero anche sugli anni precedenti. Bene anche San Vito Lo Capo, Cefalù e tutto il litorale ragusano, un turismo che anche a settembre farà registrare numeri positivi in determinate località dell'isola e anche se l'estate sta finendo, per molti turisti, soprattutto stranieri, non sono ancora arrivati i titoli di coda. Bene, invece passiamo all'attualità politica. Il governatore Schifani rompe il silenzio e parla delle vicende interne a Forza Italia, del recente scontro con Salvini e pure della sua ricandidatura a presidente. E sulla nomina di Annalisa Tardino non cambia idea. Non può guidare, conferma l'autorità portuale. Dall'Etna Forum di Ragalna, Maglio Viola. La ricandidatura è un fatto scontato perché serve continuità nell'azione amministrativa ed è una vicenda diversa da quella sulla guida del partito Forza Italia. Gli alleati lo appoggiano e la russa spezza una lancia, ha lavorato bene. Con Salvini niente può incrinare un rapporto di stima e non c'è alcun gelo. Su Forza Italia tutto è legato alle dinamiche interne congressuali, ma il Presidente si augura che il dibattito si sposti dentro le sedi opportune e lasci i giornali. Spezza il silenzio e parla a tutto campo Renato Schifani, ospite di Etna Forum a Ragalna. Nel rapporto con Salvini non cambia niente, dice. Possono esserci nel percorso politico, istituzionale, delle non condivisioni, ma questo non può mettere in dubbio la solidità di un rapporto istituzionale che entrambi siamo chiamati a svolgere ruoli importantissimi, lui per il Paese e io per la mia terra. Ma nonostante questo Schifani non fa passi indietro. Annalisa Tardino non può guidare l'autorità portuale e non è un fatto personale. Annalisa è ottimo avvocato,
ho fatto benissimo il parlamentare europeo, bene al coordinatore di regione, abbiamo avuto sempre un tiro, l'avrei accettato nel caso in cui me l'avessero chiesto un rimpasto di nominare l'assessore, che la stima e l'ho manifestato. Sulle diatribe interne a Forza Italia, il presidente della regione le fa risalire al passaggio da partito lideristico a pluralista dopo la morte di Silvio Berlusconi e alla scelta di passare all'elezione diretta dei coordinatori regionali, ma invita tutti a fare il dibattito dentro il partito e non sui giornali. Io sono convinto che questi fuochi estivi, figli anche dell'estività, dove anche i giornali, non me ne voglia, avendo poco da scrivere, enfatizzano delle battute, delle dichiarazioni d'altro, mi auguro che questo fuocherello si spenga e si lavori sul tesseramento, sulla celebrazione del congresso. Sulla sua ricandidatura, Schifani separa nettamente la scelta del candidato nel 2027 dall'elezione del coordinatore regionale. Io penso che questa iniziativa, questo impegno che mi è stato chiesto di porre in essere per i siciliani abbia bisogno di continuità. Su questi fronti, dopo aver detto che lavora benissimo con gli alleati, il presidente incassa l'endorsement del presidente del Senato Ignazio La Russa, anche lui a Ragalna, per il quale Schifani sta lavorando bene, ed è giusto e vero che c'è bisogno di continuità amministrativa. Una ventina di imbarcazioni si sono radunate davanti alla costa di Villa San Giovanni in Calabria, sventolando le bandiere No Ponte, eccole qua. In contemporanea, sul lungomare di Cannitello si è svolto un presidio sempre per manifestare contro il ponte sullo stretto. Il ponte non lo vogliamo, hanno urlato gli attivisti che hanno preso parte al corteo di barche. L'arrivo delle imbarcazioni davanti alla spiaggia in zona Cannone Pezzo, proprio sotto l'intubata ferroviaria, che secondo i manifestanti rappresenta già oggi un monumento alla devastazione ambientale, dicono così. Dopo Palermo, anche in alcune zone della periferia di Siracusa sono tornati i cassonetti per l'indifferenziata. È la conferma inevitabile di un passo indietro dopo le montagne di rifiuti accumulatesi in strada. Francesco Aloi. A volte ritornano i cassonetti. Una settimana fa, qui ad Acradina, periferia di Siracusa, c'erano le montagne di rifiuti. Dopo il nostro servizio denuncia sono arrivate le ruspe per ripulire tutto, o quasi, ma sono spuntati i cassonetti per l'indifferenziato. Il regolamento comunale e il capitolato non prevedono un servizio diverso rispetto alla raccolta porta a porta. Allora vogliamo capire, è questo il modo di procedere? È stato fatto un ordine di servizio senza una discussione in Consiglio Comunale, senza una discussione in commissione, senza un dibattito? Si è cambiato sistema? L'assessore all'igiene urbana Loschi, raggiunto al telefono, precisa che non si tratta di un ritorno al passato, come già accaduto a Palermo. È una fase provvisoria, dice, per scongiurare un'emergenza igienico-sanitaria. Intanto un siracusano su 2 non paga la Tari e c'è chi abbandona i rifiuti in strada. Ma è possibile che sempre le persone per bene devono essere quelle a subire l'evasione che non viene assolutamente contrastata in maniera efficace da questa amministrazione? Diciamocelo francamente, non è che oggi con i sistemi, con le banche dati a disposizione è difficile andare a scovare gli evasori. Contro gli sporcaccioni, assicurano da Palazzo Vermexio, arriveranno nuove telecamere e più agenti della polizia ambientale. Con il pugno duro, forse, qualcosa potrebbe cambiare. Musica adesso, gran successo di Fiorella Mannoia ad Agrigento sul palco della Live Arena, tra canzoni senza tempo, anche l'impegno civile, dalla denuncia contro la violenza sulle donne al grido Palestina libera. Davide Sardo. A te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare che non... Un concerto che resterà nella memoria. Fiorella Mannoia ha conquistato la Live Arena di Agrigento insieme all'orchestra Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal maestro Rocco De Bernardis. Brani immortali del suo repertorio e omaggi ai grandi della musica italiana, da Cocciante a Bertoli, hanno acceso l'entusiasmo del pubblico. Che non si muore per amore. È una gran bella verità. Non solo musica, prima de Il peso del coraggio, la cantante ha rivolto un pensiero al dramma del Medio Oriente. A Gaza si muore di fame, anche l'ONU finalmente si è accorta di tutto questo, si muore di fame, sono morti 20.000 bambini, è una strage di bambini. Allora io dico fermate Erode,
fermatelo, perché quelle povere anime di Dio non hanno colpa di nulla di quello che è successo e qui mi pare che non parla nessuno. Poi il richiamo al lavoro della Fondazione Una Nessuna 100.000 e il grido forte contro la violenza sulle donne. Dimmi, dimmi, mio Signore, dimmi che tornerà. L'uomo mio, difendi dal male, dai pericoli. 2 ore di emozioni, da Caffè Nero Bollente a Che sia benedetta, da Selli a Il cielo d'Irlanda. Un viaggio intenso e appassionato che si è concluso con la voce di Fiorella Mannoia a ringraziare il pubblico di Agrigento in piedi per un lungo applauso. Io conosco la mia vita e ho visto il mare e ho visto l'amore vicino. Grandissima la Mannoia. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Palermo in campo stasera contro il Frosinone e la trasferta del Catania a Cava dei Tirreni e poi tutte le altre notizie. State con noi, vi aspetto. Stasera torna in campo il Palermo, si fa male Bardi, esordio tra i pali per Joronen. Inzaghi in sala stampa, non voglio passi indietro. Marco Gullà. La maledizione della porta rosanero, dopo Gomis anche Bardi si fa male, ne avrà per circa 2 mesi ed ecco che oggi nel match contro il Frosinone al Barbera il Palermo schiererà Joronen. In 4 partite, compresa l'amichevole con il Manchester City, Inzaghi si troverà costretto a schierare quindi un nuovo portiere, il terzo per l'esattezza. Stasera alle 21 però in un Barbera che sarà quasi tutto esaurito, il Palermo non cerca alibi, serve una nuova vittoria per continuare la marcia. Non voglio passi indietro. Come ho detto ai ragazzi, quando si fa una partita come abbiamo fatto con la Reggiana, poi sono cavoli loro se non ripetono le stesse prestazioni, per cui sono molto tranquillo da questo punto di vista, li vedo allenare, è chiaro che è una partita molto complicata come la Serie B, Frosinone non vai a vincere a Monza o batti l'Avellino come ha fatto domenica scorsa in quel modo se non hai qualità, un ottimo allenatore molto bravo, preparato. Difficile ma comunque match alla portata del Palermo. Inzaghi in avanti non cambia, poi Giampaolo sarà supportato da Brunori e Giasi. In difesa torna Peda, panchina per Diachité. Sulle corsie esterne conferma per Augello e Pierozzi. Frosinone con Raimondo, unica punta. Fischio d'inizio alle 21. Trasferta in Campania oggi per il Catania, impegnato a Cava dei Tirreni, convocato il neoacquisto Caturano per il mercato, D'Andrea vicino al Pineto e Frisenna al Siracusa, squadra quest'ultima che gioca in casa come il Trapani. Sergio Colosi. C'è anche Salvatore Caturano nella lista dei 23 convocati per l'incontro di oggi del Catania con inizio alle 18 al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni. L'attaccante partirà dalla panchina per subentrare eventualmente a gare in corso. Assenti lo squalificato Guaini e gli indisponibili Di Tacchio, Luperini e Rolfini. Panchina di lusso con Caturano d'ausilio e tanti altri big a conferma di un supermercato del club di Pelligra. Toscano sceglie la linea della continuità dopo il brillante 6-0 ai giovani del Foggia. Intoccabile il modulo, confermati gli uomini 3-4-2-1 con Dini in porta, Di Gennaro centrale di difesa con Gherardi e Celli ai lati. Nel centrocampo interni Aloi e Corbari, esterni Casasola a destra e Donnarumma a sinistra. Sulla tre quarti Gimenez e Cicciarelli con Forte più avanzato. La Cavese, formazione costruita per la salvezza, reduce dal pareggio senza reti di Potenza contro il Sorrento, si affida in avanti all'imprevedibilità dell'ex rosanero Fella, all'esperienza in difesa del capitano Piana e ai piazzati di un geometrico Fornito. Squadra robusta, più pericolosa in casa, ma con tanti punti deboli. Trasferta vietata ai tifosi rossazzurri. Impegni casalinghi per le altre siciliane di Serie C. Stasera il Trapani ospita il Latina senza l'infortunato Nicoli e con Grandolfo, Salines e Stramaccioni in campo dall'inizio. Contro il Monopoli domani sera al De Simone, Siracusa nuovo di zecca con il ritorno di Laneri e tanti acquisti.
Prima di chiudere ricordiamo che a Catania è caccia all'uomo dopo che intorno alle 11 è stato accoltellato a morte un posteggiatore in Corso Sicilia davanti al parcheggio del supermercato Lidl. Le ricerche sono in corso, non si ha notizia per ora dell'assassino. L'appuntamento per altre notizie è alle 20. Grazie e buon pomeriggio.